Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Economy FVG. Il titolo che abbiamo scelto per la trasmissione di questa sera è Il gusto della vacanza, perché il buon cibo, il buon bere sono sempre di più una calamita per i turisti. La nostra regione ne è una prova. Qui da noi naturalmente ci sono prodotti eccezionali sia del lato del vino, della birra, ma insomma anche tantissimi altri prodotti enogastronomici, e questa settimana peraltro è stato anche presentato il report sul turismo enogastronomico che ci ha dato alcune indicazioni molto importanti. Insomma, siamo una terra ospitale e questo lo sapevamo già, bisogna imparare però anche a saper accogliere bene i turisti, saperli viziare e magari correggere qualche errore che stiamo facendo in modo di portare sempre più turisti nella nostra regione, perché avere persone significa anche far girare l'economia e sappiamo che l'economia che ruota attorno a questo settore è veramente molto importante. Di questo parliamo questa sera con gli ospiti, ve li presento subito. Grazie per essere qui a Tiziano Venturini, coordinatore delle città del vino del Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Buonasera anche a Chiara Tuppi per il Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Un'associazione questa no profit che conta 80 tra le più prestigiose cantine della regione, selezionate in base a specifici requisiti, primo tra tutti proprio quello dell'accoglienza enoturistica. Grazie Esatto. allora per essere qui, e poi grazie, è tornato a trovarci Renato Romanzin, direttore del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio. Buonasera. Buonasera. E quando si parla di Friuli e di buon mangiare, naturalmente il Montasio non può mancare, come non può mancare anche il San Daniele, tanti altri prodotti, ma insomma avremo modo di parlarne durante la trasmissione di questa sera. Vi ho detto che appunto è stato presentato il report sul turismo enogastronomico, è stato presentato lunedì al Pala Gourmet di Pordenone, è stato illustrato da Roberta Garibaldi, che è amministratore delegato dell'ENIT, l'Agenzia Regionale del Turismo, nonché consigliera del Ministero del Turismo e docente di Tourism Management all'Università degli Studi di Bergamo. A lei abbiamo chiesto insomma di inquadrarci un po' i dati di questo rapporto, e allora lo sentiamo in questo servizio. Che cosa emerge dal report di quest'anno e in particolare per il Friuli Venezia Giulia? Emerge che la pandemia non ha portato a una diminuzione del numero delle imprese che si occupano di turismo enogastronomico, e questo è un dato molto positivo. Nonostante la contrazione che vi è stata dei fatturati, vi è stabilità nel numero delle imprese, tranne nei birrifici artigianali. Sono gli unici che hanno segnato un pochino un calo. Anche la ristorazione, che ha molto sofferto in termini di fatturato, ha saputo con la creatività italiana sviluppare tra degustazioni digitali, delivery, ghost kitchen. Quindi diciamo che la creatività degli italiani ha fatto sì che il settore e anche magari un po' di aiuti che sono arrivati dal governo, il settore rimanesse estremamente solido. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia abbiamo visto che ci sono grandi potenzialità forse non pienamente espresse. Ecco, qual è la situazione e come si può migliorare? Sì, devo dire che abbiamo creato delle mappe di competitività che riguardano le regioni italiane, e abbiamo visto che rispetto all'ambiente altamente competitivo in base ai parametri che ci dà l'Unione Europea, che caratterizza il Friuli, il numero di imprese che si dedicano all'enogastronomia è più contenuto rispetto a quello di altri territori, e quindi c'è possibilità di sviluppo ulteriore sicuramente per poter far esplodere tutta la potenzialità che questo territorio ha. L'Italia è ai vertici come meta per il turismo enogastronomico, eppure poi insomma diceva alla fine i report non sono così lusinghieri, ecco, come potrebbero essere. Come mai? Sì, siamo il paese più desiderato al mondo, ce lo dice anche dal punto di vista del turismo enogastronomico, ce lo dice anche una ricerca appena pubblicata in Germania, siamo invece, poi quando andiamo a vedere l'analisi delle review, vediamo che c'è un livello di gradimento della parte ristorazione enogastronomia più basso rispetto a quello delle attrazioni e del sistema alberghiero, ma anche più basso rispetto a quello dei principali competitor, e quindi è questo un segnale che possiamo fare qualche cosa in più, e quindi che sia a livello di attenzione del cliente come servizio, sia un qualcosa di magari in luoghi turistici una maggiore attenzione alla qualità, ma anche probabilmente c'è uno scollamento tra quella che è l'immagine della cucina italiana nel mondo e poi quello che viene trovato qui, perché comunque la cucina diciamo Italian sounding si scosta un po' dalla cucina originale italiana, quindi c'è tutto un insieme di fattori che riguardano questo.
Allora, queste alcune delle considerazioni fatte da Roberta Garibaldi per la presentazione di questo report in collaborazione con Promo Turismo, che come sappiamo insomma tanto sta facendo, fa da coordinamento diciamo a tutte le realtà che ci sono sul territorio per dare impulso ovviamente non solo al turismo ma in modo particolare al turismo enogastronomico. Lo dimostra anche questa che è un po' la Bibbia del turismo enogastronomico in Friuli Venezia Giulia, la strada del vino e dei sapori. Questa è la guida del 2022. Io parto da Venturini. Voi come città del vino state crescendo, siete sempre di più, siete realtà molto importanti, comuni che naturalmente sposano questa valorizzazione del territorio anche attraverso i prodotti. Sì, diciamo l'associazione nasce molti anni fa, 1987, momento in cui c'è stata una consapevolezza anche da parte dei comuni che c'era la necessità di mettersi assieme per poter valorizzare, promuovere i territori del vino. Tant'è che l'enoturismo più o meno insomma, nasce in quegli anni e si sviluppa e oggi se ne parla in maniera molto approfondita perché è veramente un prodotto da poter proporre a livello nazionale. Quindi anche a livello locale come città del vino siamo cresciuti, oggi abbiamo ben 30 comuni che aderiscono a questa associazione, complessivamente è un bacino di 150.000 abitanti, poi abbiamo aggregato anche le Proloco, ce ne sono 4, uno ne ha fatto richiesta di recente, ecco, su oltre 470 città del vino in Italia, quindi è una rete importante, una rete che lavora per la promozione dei propri territori, che si scambia buone pratiche ed è questa estremamente interessante. A livello regionale lavoriamo assieme a tutti i comuni per promuovere i nostri territori, c'è per esempio un importante programma estivo anche per il 2022, abbiamo Calici di Stelle assieme al Movimento Turismo del Vino e altre 2 iniziative, un Calice a Teatro e Festival Gusti in Musica, che è una nuova iniziativa di Città del Vino che coinvolge quasi tutte le città del vino. Noi per Calici di Stelle abbiamo oggi già ben 22 comuni che hanno dato l'adesione e quindi dal 29 luglio al 15 agosto potremo predisporre un bel calendario in modo tale che il turista che si trovi già in regione, in genere sulla costa, oppure che arrivi in regione per altre visite d'arte o di cultura, ha l'opportunità di visitare le città del vino e degustare i prodotti del territorio. Sì, lo vediamo anche da queste immagini, Tupi, anche per voi il Movimento Turismo del Vino, naturalmente quello del vino è un po' un gancio anche per far arrivare le persone, ma insomma diciamo che a livello del vino noi stiamo benissimo, quindi insomma, abbiamo anche tante proposte da fare, ma insomma i paesaggi e il buon mangiare bene sempre di più vanno a braccetto. Certamente, nella nostra regione, posso dire più che in altre rispetto al resto d'Italia, il vino c'è ovunque ed è rappresentativo ovunque dell'essenza del territorio, dei valori, delle tradizioni, ma proprio anche delle eccellenze. Noi abbiamo abbiamo 80 aziende sparse su tutto il territorio regionale, per cui una buona rappresentanza di quello che è l'offerta del vino, ma l'offerta enoturistica in generale, perché appunto la cantina è diciamo, la porta d'ingresso per la scoperta del territorio. Lo facciamo attraverso una serie di eventi e molte collaborazioni, tra cui anche con Città del Vino, come ha appena detto Tiziano. Molti eventi, abbiamo appena concluso Cantine Aperte lo scorso weekend. Si può fare un bilancio, insomma è una manifestazione che funziona sempre, purtroppo la pandemia ci aveva anche lì abituato a delle limitazioni, forse quest'anno finalmente si è tornati alla vecchia edizione. Sì, abbiamo finalmente tirato un sospiro di sollievo. Le scorse edizioni le abbiamo fatte proprio nel 2020 molto in sordina, nel 2021 abbiamo fatto quello che potevamo, avevamo comunque 46 aziende attive nel 2021 e quest'anno sono quasi raddoppiate, no? Perché c'è proprio questa voglia, questo desiderio sia da parte dei produttori che soprattutto tantissimo da parte del pubblico di ritornare a vivere Cantine Aperte. È andata molto bene, un pubblico sempre più attento nel corso degli anni, anche se ancora non abbiamo potuto raccogliere tutti i dati, però dai primi dati che abbiamo raccolto
un pubblico sempre più attento alle iniziative particolari e sempre di più su prenotazione, quindi con una cura e un'attenzione da parte del produttore verso la presentazione del prodotto e il servizio. Emergeva un po' da quello che diceva Roberta Garibaldi, no? Noi abbiamo un grandissimo valore, una grandissima ricchezza a livello italiano e tantissimo anche a livello regionale da far esplodere, da far vivere sempre di più attraverso il servizio, il contatto con le persone, l'attenzione e la creazione di esperienze particolari. Ed è quello che il Movimento Turismo del Vino, in collaborazione con le altre entità pubbliche e private sul territorio, ha sempre voluto fare e continua a voler fare negli anni, quindi sia attraverso gli eventi, appunto Cantine Aperte, Calici di Stelle, che viene svolto in collaborazione con Città del Vino, ma quest'anno, per esempio, come anche l'anno scorso, ma quest'anno potenziato, abbiamo Vigneti Aperti, sì. cioè la possibilità di vivere esperienze particolari in vigna, in cantina, soprattutto in vigna, perché c'è questo bisogno anche di area aperta, di sostenibilità e di recupero, di un contatto con la natura, di una libertà e di ristabilire un pochino anche il benessere e quindi durante tutto, da marzo è partito e continuerà durante tutta l'estate, arriverà fino a novembre, quindi fino a Cantine Aperte a San Martino, che è il nostro evento che diciamo così termina la stagione dei grandi eventi nell'anno. Ogni weekend ci sono alcune cantine che sono aperte e propongono esperienze in vigneto. Poi questo è collegato a tutta anche una serie di altre attività che propone per esempio Promoturismo. Prima tu hai indicato la guida, ad esempio Pick and Taste, che è una cosa sulla quale stiamo anche proprio lavorando assieme a Promoturismo, cioè proprio il picnic e altre iniziative che consentono di entrare in contatto con l'azienda, con il territorio, ma con le persone, di vivere bei momenti insieme e godersi ovviamente le eccellenze della nostra regione, che non sono poche. E lo stavamo vedendo anche prima nelle immagini, che sono proprio quelle realizzate da Promoturismo, che portano un po' alla scoperta dalla pianura al Collio, alla montagna, ai fiumi, alla riviera, insomma, di tutte le bellezze attraverso questi itinerari proposti di esperienze che sono esperienze sempre più immersive alla scoperta proprio dei buoni prodotti, e ne abbiamo tanti. Ci fermiamo per la pubblicità, poi restate con noi perché cominciamo a parlare anche di Montasio tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, il turismo enogastronomico al centro di questa puntata. Abbiamo parlato di vino nella prima parte della trasmissione, sicuramente un vettore importante per attrarre turisti nella nostra regione. Adesso parliamo anche di cibo, in particolare del Montasio, con il direttore del consorzio Renato Romanzin. Allora, abbiamo sentito il vino sicuramente importante, però anche il Montasio all'interno di questo pacchetto, diciamo, turistico recita un ruolo da protagonista. Beh sì, recita il ruolo di un prodotto proveniente dal nostro patrimonio zootecnico, che la storia, già dal 1200 abbiamo i primi segnali presso l'abbazia di Moggio Udinese, dove i monaci benedettini iniziarono a casificare un formaggio che doveva durare nel tempo, perché proveniente dai pascoli delle malghe di montagna, e che nel 1700 già prendeva il nome di Montasio ed era il prodotto più qualificato nei mercuriali dell'epoca che erano esposti al pubblico, ed era il prodotto più apprezzato e più ricercato. Un prodotto che è unico, perché è prodotto solamente in Friuli, perché è l'erede del vecchio latteria, e che ancora oggi nella tradizione casearia delle singole realtà del territorio, che siano di pianura, che siano di collina, pedemontana o di montagna, sono insediati dei caseifici che continuano questa tradizione, perché è un prodotto molto umile, povero, fatto solamente con latte, caglio e sale, e con l'aria del tempo che gli dà una stagionatura che gli fa raggiungere determinate armonie e determinati sapori. Da questo poi anche la materia prima per produrre il piatto tipico che
viene continuamente proposto e che rappresenta un po' la nostra tradizione alimentare, che è il frico, ce l'abbiamo. Il nostro testimonial fondamentale di tutto quanto questo è la malga del Montasio, dove da giugno fino ad agosto ospita su oltre 100 bovine in questo bellissimo altipiano, uno tra i più belli d'Italia, che a 1700 metri di altezza vengono prodotte e viene caseificato il Montasio con il latte proveniente dall'alimentazione delle bovine fatte dai pascoli del Montasio. Lì ritorniamo alla radice, all'origine del prodotto. Ecco, in tutto questo poi come si inserisce la parte turistica, cioè voi come riuscite poi a sposare il prodotto che naturalmente potete offrire ai turisti che lo possono acquistare, ma anche attrarli proprio facendo vedere come si fa il formaggio, non lo so, nelle malghe. Sì. Noi abbiamo la fortuna di avere delle latterie che sono allocate sia in provincia di Pordenone che nella pedemontana pordenonese, che in quella friulana, anche nelle valli del Natisone, che sono aperte al pubblico attraverso i loro spazi di vendita e in più possono far vedere anche diciamo latterie aperte dove vedono la caseificazione che avviene. Sono molto aperte al turista, nello stesso tempo il vero veicolo di diffusione e di conoscenza per far apprezzare questa emozione gastronomica sono sempre gli altri operatori che in simbiosi con noi, quali possono essere, perché in Friuli abbiamo 3 prodotti che non avrebbero bisogno di nient'altro, che sono il vino, il San Daniele e il Montasio, che sono unici e con questo uno mangia e beve ed è sazio e ha vissuto un'emozione che da altre parti non trova. Ma ce ne sono poi anche tanti altri che insomma non sono sicuramente minori, forse questi un po', però sono un po' certificati. Questi sono certificati e sono, diciamo così, le bandiere. No, non solo, è il consumatore, la certezza che sono stati gestiti con dei processi che subiscono dei controlli, che è completamente diverso. Sì, e sicuramente anche questo è importantissimo. Io adesso vi farei fare un salto all'albergo diffuso di Sauris, un albergo che è a gestione familiare, sta funzionando, ecco, una delle nuove pratiche sicuramente importanti, perché se voi con le vostre attività riuscite a portare anche più turisti, è logico che le strutture ricettive ne guadagnano e loro stesse a loro volta sono brave magari ad accoglierli, a proporre i nostri prodotti che poi i turisti possono acquistare. Allora sentiamo un po' la voce dell'albergo diffuso di Sauris. Un importante momento per capire dove va il turismo enogastronomico, ecco, per quanto la riguarda, quali sono le sensazioni insomma, di questo settore, le esigenze e le aspettative? Ma è un settore sicuramente che traina il turismo in generale, il buon cibo attrae sicuramente turisti di ogni genere e tipo, sia diciamo dal turista più semplice ma anche dal turista più raffinato, perciò proposte ce n'è per tutti in Italia e sicuramente anche Sauris può declinare diciamo, questo aspetto in molte maniere, appunto dalla cosa più semplicissima ma fino anche ai ristoranti gourmet. Come sta andando l'albergo diffuso? Ecco, una modalità che funziona. L'albergo diffuso è una modalità che funziona molto bene, per assurdo nel post-Covid ha avuto proprio anche un rilancio non indifferente, proprio perché essendo appartamenti e non camere dà la possibilità a chi ci raggiunge appunto di avere una propria sicurezza che magari non avendo spazi condivisi da dover diciamo, condividere appunto con altre persone permette appunto una notevole gestione del proprio tempo e anche una propria privacy che è molto apprezzata proprio in questo periodo. Da dove vengono in particolare i turisti che frequentano insomma, la sua attività? Allora, noi abbiamo per adesso prevalentemente italiani, soprattutto in questi ultimi anni post-Covid, ma è molto apprezzato comunque dal mercato austriaco e tedesco e comunque nel pre-Covid, nel 2019, l'anno pre-Covid, ci hanno raggiunto 32 paesi stranieri, numeri piccoli da ogni paese ovviamente, però comunque da tutti molto apprezzato, insomma, come si può notare dalle recensioni. È un sistema
sistema ricettivo, tra l'altro tutto italiano, perché è stato inventato in Italia, a differenza dell'hotel, del bed and breakfast, che sono comunque tipologie che provengono dall'estero, ed è molto amato. C'è chi comincia a conoscerlo, lo ama perché a parte appunto la privacy che viene garantita, e in questo periodo viene apprezzato nel post-Covid anche perché dalla possibilità dello smart working. Adesso noi a Sauris abbiamo anche la fibra ottica veloce, perciò diamo anche questo tipo di possibilità, ma viene apprezzato soprattutto perché da gente diciamo culturalmente anche preparata e che capisce un po' il territorio, perché piace a stare in queste case in cui il vicino di casa è la gente del posto, e perciò ci si immerge veramente in questo borgo antico, magico, e si diventa improvvisamente residenti temporanei senza falsità, perché comunque a Sauris i locali sono veramente molto ospitali, e non lo fanno per finzione, per fini diciamo economici, ma proprio perché vogliono ospitare nel migliore dei modi chi li raggiunge e fargli conoscere proprio anche il territorio, la cultura, le tradizioni, e perché no anche appunto le eccellenze agroalimentari, che a Sauris sono veramente tante. Infatti in tutto questo, ecco, come il mangiare e il bere si inseriscono nella vostra offerta? Beh, il mangiare e il bere a Sauris è fondamentale. Abbiamo il prosciutto marchio GP, ma abbiamo un splendido birrificio, uno dei più importanti birrifici artigianali d'Italia, ma abbiamo anche degli imprenditori che hanno scelto di trasferirsi a Sauris dal fondovalle, tipo Malgal Sebastiano, il proprietario di Malgalta Carnia, che si è inventato questa attività di affinatura dei formaggi, ma anche piccole aziende agricole che producono formaggi di capra, i piccoli frutti, e anche le erbe officinali, che sono tanto amate dai nostri ospiti, che ben diciamo si inseriscono nella proposta benessere di Sauris, perché Sauris è comunque benessere appena si arriva, appena si varcano le ultime gallerie, e anche questo aspetto diciamo olistico dell'agroalimentare è veramente molto apprezzato. Lo dico sempre, abbiamo dei luoghi veramente incantati, dei piccoli gioielli, e ce ne sono tanti. Sicuramente queste piccole realtà contribuiscono alla valorizzazione della nostra regione. Ecco, come vi rapportate anche voi con quelli che sono gli agriturismi, i bed and breakfast e tutta questa costellazione, diciamo, di attività? Ecco, come dicevo prima, il Movimento Turismo del Vino ha sempre voluto fare un'azione di collaborazione e di sinergia, per cui i nostri soci diretti sono 80 cantine, quindi produttori di vino, ma quello che abbiamo sempre fatto fin da quando in collaborazione con altri e anche Città del Vino abbiamo spinto per far partire le strade del vino in Friuli Venezia Giulia, è proprio stato quello di appunto creare sinergia e quindi mettere in evidenza e creare una serie di iniziative belle, di esperienze belle, di emozioni belle da vivere a partire dall'enogastronomia, ma che proprio vadano a raccogliere, io chiamo, le tante piccole perle di cui è costellato il Friuli Venezia Giulia, e non soltanto dal punto di vista artistico e culturale, e le immagini che ci passano di fronte lo testimoniano, ma anche e soprattutto dal punto di vista enogastronomico, perché effettivamente non è solo vino, Montasio e San Daniele che sono sempre stati cavalli di battaglia, ne abbiamo fatte di battaglie insieme negli anni, ma anche una serie di tanti altri piccole realtà che sono sì piccole produzioni artigianali, ma anche poi è proprio il calore della gente che sa trasformare questo in accoglienza, qualcosa che noi abbiamo profondo e ben radicato, e sul quale appunto anche assieme a Promoturismo negli anni sempre con la gestione delle strade e con i rapporti di collaborazione e di sinergia abbiamo sempre voluto fare, che sviluppiamo tuttora proprio in questo, perché è il nostro punto di forza ed è veramente, io penso, in questo momento storico anche la nostra opportunità. Lo segnalava giustamente Roberta Garibaldi. Abbiamo un tesoro immenso che sfruttiamo non abbastanza, insomma, possiamo sfruttarlo di più, semplicemente trasmettendo noi stessi, no? In maniera un pochino più professionale. Quindi... Dal report peraltro emerge anche che c'è una mancanza, diciamo, di strutture ricettive, di posti
per esempio in quel quadrante con alcune criticità finisce anche il Trentino Alto Adige, ma non perché chiaramente ci siano delle problematiche particolari, ma la richiesta è talmente tanta che servirebbero delle strutture in più. Ecco, su questo magari bisognerà piano piano porre rimedio, perché lo possono fare anche i bed and breakfast, gli agriturismi, insomma in piccolo, però forse c'è bisogno anche lì di aumentare questa capacità ricettiva. Sì, io posso dire c'è bisogno di aumentarla e magari anche diversificarla, o meglio proporre una serie di strutture, e ne abbiamo veramente tante, magari da poter ristrutturare e quant'altro, che offrano una risposta a un determinato punto di domanda che emerge anche dagli studi, no? Da una determinata esigenza che emerge dagli studi, e cioè proprio quella dell'attenzione al cliente, della cura, della raffinatezza. Quindi magari strutture non necessariamente piccole come il B&B e l'agriturismo, anche leggermente più grandi, no? Come mi pareva tu volessi suggerire, sì, sì. ma sempre con quell'attenzione lì, perché c'è proprio, diciamo così, una nicchia di mercato che è pronta ad accogliere, che non aspetta altro. Un tipo di ospitalità sì, e con una serie di servizi a corollario però che sono proprio quelli che noi abbiamo pronti da proporre. Ci sono, c'è tutto pronto, dobbiamo strutturare un po' di più, dobbiamo crescere un pochino di più nella professionalità insieme, e infatti questa è una delle cose anche su cui lavoriamo e che vogliamo proporre, no? Fondamentale sicuramente anche questo. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Di nuovo insieme con Economai FVG abbiamo parlato nella prima parte di vino, di Montasio. Adesso dobbiamo parlare anche un po' di birra. Abbiamo sentito da quello che diceva anche Roberta Garibaldi che forse i birrifici sono quelli che stanno soffrendo un pochino di più per certi versi, almeno a livello italiano. Insomma, poi per capire se è così anche sul nostro territorio ci colleghiamo con Luca Dalla Torre del birrificio Bondai. Allora Luca, grazie per essere qui con noi. Insomma, qual è la situazione della tua attività e soprattutto insomma dei birrifici artigianali in genere nella nostra regione, di come si sposano con il turismo enogastronomico? Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Niente, guardate, allora, per quanto riguarda la nostra realtà, noi siamo una realtà parecchio giovane e anche abbastanza piccola, quindi onestamente le cose a noi per adesso stanno girando anche abbastanza bene. Noi siamo una piccola realtà nata giusto 2 settimane prima del Covid, quindi siamo anche un po' pronti a tutto. In questi 2 anni ci siamo abituati ad affrontare un po' qualsiasi situazione, insomma. Quindi parlando, diciamo, per quello che riguarda la nostra piccola realtà, devo dire che non possiamo lamentarci. Per quanto riguarda il contesto un po' generale, che può essere quello dei birrifici carnici piuttosto che dei birrifici friulani, probabilmente effettivamente è vero che c'è un leggero rallentamento dovuto, insomma, a tutte le varie vicissitudini che sono successe in questi ultimi 2 anni, però io comunque vedo una ripresa, vedo comunque tanta voglia anche da parte della gente, della clientela di tornare a riempire i locali, di tornare a riempire i festival. Adesso i festival, per esempio, sono ripartiti, cosa proprio di quest'ultimo mese. Ce n'erano tantissimi festival di birra artigianale in giro per tutta l'Italia e ovviamente erano tutti fermi, ma adesso sono tutti ripartiti, tutti con grandi successi, quindi secondo me è una macchina che si sta rimettendo in moto e anche abbastanza bene, insomma. Quindi sono fiducioso che le cose possano andare per il meglio, insomma. Ecco, qui vediamo anche nelle immagini alcuni premi che avete vinto, insomma, di riconoscimento, anche se siete partiti da poco, però insomma tutto sommato vi siete già fatti valere. Diciamo il piccolo, l'artigianale funziona ancora, ecco, a mercato. Sì, noi siamo una piccola realtà di gestione familiare, quindi la nostra attività è fatta da me e da mia moglie Arianna, e di conseguenza fin dall'inizio abbiamo voluto puntare decisamente sulla qualità del prodotto.
non abbiamo le capacità per sostenere dei grossi numeri, delle grosse produzioni, di conseguenza la nostra priorità è sicuramente la qualità del prodotto. Per questo nel nostro spazio aziendale che abbiamo a Sutrio non abbiamo una cucina, non produciamo cibo, non produciamo niente di tutto ciò, ci stiamo proprio focalizzando solo ed esclusivamente sulla birra e stiamo proprio anche a livello di mercato, stiamo mirando ad entrare in dei canali dove ci siano degli operatori abituati a lavorare con questo tipo di prodotto, che quindi abbiano delle attenzioni più particolari su come proporla, su come trattarla, eccetera, eccetera. Quindi questa è un po' la nostra scelta per adesso. A livello di birrifici c'è diciamo, un'associazione, un modo per stare tutti insieme, per fare rete, non dico a livello del movimento del turismo del vino, però insomma dialogate tra di voi, fate massa essendo magari tanti e piccoli? Allora, decisamente sì, nel senso che comunque tra di noi per fortuna c'è ancora un bel rapporto, non ci sono ancora conflitti o cose, anzi c'è sempre una voglia di collaborare, di fare delle cose assieme. Allora abbiamo un problema nel collegamento, magari lo ripristiniamo dopo. Dalla birra ritorniamo al vino. Venturini, voi come città del vino, lo ha già detto un pochino prima, insomma anche qual è il rapporto magari con il turismo, no? Ospitate nei vostri comuni, insomma nelle tante attività che vengono fatte, tanti turisti, le chiedo che cosa dicono del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo anche la fortuna di essere terra di confine, per cui di pescare anche magari in Austria e in Slovenia. Allora, siamo luoghi ancora tutti da esplorare, questo rappresenta per noi una grande opportunità, quindi una possibilità di crescere nell'enoturismo. Ecco, dobbiamo certamente migliorare, come diceva anche la Roberta Garibaldi, io credo nell'accoglienza dobbiamo fare qualcosa di più, anche se devo dire che negli ultimi anni le aziende vitivinicole, poi anche la ricettività è aumentata decisamente. Dobbiamo dare servizi diversi. Oggi l'enoturista è interessato ad arrivare in cantina, ad assaggiare i vini, però poi vuole conoscere anche il territorio, vuole conoscere la storia di quella cantina, di quel viticoltore, quindi dobbiamo lavorare su questo. Come città del vino regionale, Friuli Venezia Giulia, stiamo portando avanti un progetto interessante da questo punto di vista, quello di portare appunto il turista in vigna, così un po' sulla falsariga anche di quanto sta facendo il Movimento del Turismo del Vino, con un progetto nuovo che è quello della vendemmia turistica e didattica. Stiamo definendo proprio in questi giorni, andremo a sottoscrivere un accordo con l'Ispettorato del Lavoro, con l'azienda sanitaria, con Promoturismo e la Regione, dopo un lavoro che è durato oltre un anno, e crediamo che per la vendemmia 2022 daremo la possibilità di aprire anche le vigne e la vendemmia ai turisti che ne faranno richiesta. Ecco, credo che questo potrebbe diventare, senz'altro diventerà un prodotto turistico, tant'è che Promoturismo si sta spingendo proprio di attivare questa nuova iniziativa che sarà presentata proprio nel mese di giugno. Sì, è interessante questa cosa, anche perché insomma quelli che erano un po' i mestieri, le usanze di una volta che si sono via via perse, adesso è bello perché ritornano come esperienza quasi chic, diciamo, no? Quasi, e sicuramente fare esperienze nuove anche di questo tipo, anche vendemmiare, che era una cosa che in passato era la normalità assoluta, molti non l'hanno mai fatto, e sicuramente è da provare. Ritorno da Luca Dalla Torre, perché avevamo lasciato un po' in sospeso questo discorso del fare squadra anche tra birrifici, ecco, ci stava raccontando questo. Sì, noi ripeto, c'è un'associazione di categoria a livello nazionale che si chiama Union Birrai, che comunque ci raggruppa, insomma, alla quale siamo iscritti praticamente buona parte dei produttori nazionali, e che comunque fa da interfaccia tra noi e quelli che sono poi il legislatore fondamentalmente. Quindi negli anni comunque ci ha aiutato ad essere riconosciuti come micro birrifici, quindi ad avere una distinzione abbastanza netta da quello che è poi tutta la produzione industriale di birra, perché comunque siamo realtà decisamente più piccole, con delle dinamiche che sono completamente differenti da quelle che sono poi le dinamiche di un'industria, insomma. E quindi questo ci sta aiutando, ci sta sostenendo anche in periodi, insomma, di
Covid, con le chiusure eccetera, ci stanno dando una grossa mano. Sì. E poi ce n'è anche una, in realtà qui in provincia di Udine ce n'è una che raggruppa un po' noi produttori, alla quale io ancora non ho dato diritto perché è un'associazione con qualche anno in più, insomma noi siamo ancora giovani, che è dei produttori friulani, insomma, alla quale fanno parte buona parte dei birrifici friulani. Ecco, diceva proprio Roberta Garibaldi durante la presentazione del report lunedì che l'evento enogastronomico di turismo più importante al mondo è legato alla birra e naturalmente è l'Oktoberfest. Qui da noi c'è grandissima tradizione di vino, un po' meno di birra, però anche questo è un settore che ha grandissimi margini di crescita. Ecco, ti chiedo questo, legato al turismo, c'è la possibilità anche qui di immaginare degli eventi, delle esperienze particolari anche legate alla birra? Ecco, come vi state muovendo in quest'ambito? Decisamente sì, ripeto, gli eventi legati alla birra artigianale in Italia erano veramente tanti, dico erano proprio riprendermi al periodo pre-Covid. Adesso stanno riprendendo, stanno ripartendo, ci sono dei grossissimi eventi legati proprio al nostro mondo, e stiamo iniziando anche in Friuli in realtà a fare qualcosa. Noi nel nostro piccolo, per esempio, per festeggiare il nostro secondo compleanno, sarà proprio il prossimo weekend, e creiamo questo piccolo festival dove proponiamo, oltre alle nostre birre, proponiamo addirittura 12 birrifici ospiti che sono poi dei nostri amici. Quindi comunque anche noi nel nostro piccolo stiamo creando delle piccole possibilità, dei piccoli eventi per fare in modo di proporre sempre di più quello che è poi il prodotto birra artigianale. A livello turistico potrei dire che sì, ci sono sicuramente delle grosse potenzialità, perché la curiosità verso il nostro prodotto negli ultimi anni è cresciuta in maniera vertiginosa, quindi comunque anche il cliente più giovane è comunque molto più consapevole negli ultimi anni, è molto più responsabile, ha molta più curiosità, vuole sapere, vuole conoscere, vuole fare giri in birrificio, fare visite guidate, fare degustazioni, quindi comunque possibilità secondo me ce ne sono tantissime. Grazie allora a Luca Dalla Torre del birrificio Bondai e complimenti anche per il coraggio di essersi messi in gioco in un periodo proprio non proprio dei più semplici. In bocca al lupo, grazie. Grazie mille, ciao. Grazie, ciao. grazie. Allora, Romanzin, altro tema che possiamo toccare è quello che riguarda le esperienze. Insomma, i turisti richiedono sempre di più esperienze alternative, cose un po' esclusive, diciamo, che non si fanno dappertutto. Ecco, voi con il vostro Montasio che cosa proponete di particolare? L'esperienza di vivere l'ambiente anche del caseificio stesso. Stiamo cercando di creare dei progetti dove poter ospitare, a vedere come vengono ribaltate le forme, come vengono stagionate, come viene prodotto il prodotto. E in questo sta crescendo una cultura anche tra gli operatori in modo di rendere sempre più fruibile, visibile il contatto col prodotto, che è la cosa più importante per il turista. Cioè un turista che viene da noi in Friuli, dove nel raggio di 100 km può vivere delle emozioni in un ambiente unico, come diceva il Nievo, un piccolo compendio dell'universo, dove può aspirare i colli e le colline dei vini bianchi più importanti che ci sono al mondo, la valle del Tagliamento che con l'aria fa uscire un prosciutto con dei gusti e dei sapori unici come il San Daniele, il Sauris in montagna con la fumicatura, il Montasio stesso o altri formaggi, e l'emozione anche delle feste popolari nelle quali sempre più uno dei piatti per eccellenza che sta ritornando a ritornare in auge è il frico. Tutte quante queste cose le dobbiamo far vivere anche presso la malga, magari ad allattare i vitellini se nascono, e nello stesso tempo ad adottare anche una bovina. Non è detto, un domani potrebbero adottare anche una forba. Cioè sono tutti progetti che vanno messi in atto, però sui quali dobbiamo avere poi la coerenza nel momento in cui li lanciamo, di poterli sostenere nel tempo e di rendere sempre più culturalmente affascinanti. Ecco,
Immagino che ci sia anche un lavoro con le scuole, perché quando ero piccolo io, ma insomma va penso abbastanza di moda anche adesso, col classico giro in latteria alle elementari, lo hanno fatto quasi tutti per vedere come si fa il formaggio, sembra un'esperienza molto affascinante. Questo proprio in questi giorni, circa 1800 ragazzi delle scuole elementari sono stati, hanno preso contatto col prodotto, dove gli è stato illustrato le caratteristiche che ha il prodotto, come viene fatto, l'importanza che ha il latte nell'alimentazione, una sana nutrizione, ma nello stesso tempo li abbiamo portati a visitare sia i caseifici che le aziende zootecniche dove viene prodotto il latte, le stalle. E devo dire la verità che i bambini scoppiavano di gioia, proprio 1800 ragazzi. Ed è un programma che intensificheremo assieme alle Camere di Commercio e al Ministero dell'Agricoltura, di far prendere sempre più contatto col prodotto naturale, che è quello che li ha alimentati nel tempo, tutti quanti noi. Il primo alimento è il latte. Insomma, sì. E anche questo è un modo per fare turismo, soprattutto come diceva lei, per fare in particolar anche cultura. modo noi dobbiamo far vivere il nostro ambiente. Il nostro ambiente non è fatto solo dal prodotto, ma tutto ciò che c'è attorno. Il prodotto è la componente che tu tocchi, che assapori, ma tutto quello che c'è attorno lo devi far vivere al turista ed è quello che lui vuole. Ecco, ricordiamo anche che se mangiamo bene, respiriamo bene, buona aria, insomma stiamo anche bene per la nostra salute. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria. Ultima parte di Economy FVG dedicata al buon cibo, al buon bere. Abbiamo parlato di vino, di birra, di montasio, di tanti prodotti, di accoglienza soprattutto. Ecco, riguardo proprio all'accoglienza, diciamo che anche gli alberghi in questo momento, un po' per le restrizioni che sono diminuite, un po' perché i turisti ritornano, insomma stanno tirando un sospiro di sollievo, stanno lavorando e finalmente anche loro tornano a confrontarsi con una quasi normalità, anche se i problemi purtroppo legati alla guerra, alla difficoltà di trovare personale, insomma, non mancano. Sentiamo che cosa ne pensa Giovanna Santin, che è vicepresidente di Federalberghi Pordenone. Sentiamo. Per quanto riguarda il turismo enogastronomico in questo caso, però insomma il turismo in generale, la ripartenza che c'è stata anche negli alberghi e comunque anche tutto il movimento del turismo enogastronomico aiuta sicuramente voi. Ma assolutamente sì, innanzitutto stiamo finalmente vedendo la luce alla fine del tunnel, quindi sono ripartiti gli eventi, sono ripartiti sia gli eventi sportivi che fieristici e l'agroalimentare, che è una nostra eccellenza del territorio, secondo me sicuramente aiuta e ci supporta da questo punto di vista. Abbiamo sempre più turisti interessati proprio a questo tipo di turismo, al turismo agroalimentare, alle bellezze del territorio, all'aria aperta e quindi a tutto quel turismo che viene chiamato turismo slow, turismo lento. Infatti sempre più spesso vanno proposti questi pacchetti che non sono solo la bellezza del territorio, ma sempre più spesso anche accompagnati dal buon mangiare e il buon bere. Sì, questo assolutamente sì, è quello che un po' chiude i bellissimi pacchetti che stiamo organizzando anche col Consorzio Prone Turismo, perché la gente sempre più ha piacere di conoscere quelle che sono le eccellenze agroalimentari, ma anche legato a tutto il mondo del vino, delle bellissime cantine che abbiamo qui nella nostra provincia, nel nostro territorio. Sicuramente c'è stata una ripartenza, si vede molto forte, ecco, voi imprenditori come la sentite? Ma noi da questo punto di vista siamo molto contenti, finalmente come dicevo prima siamo ripartiti anche con un lavoro, con un bel lavoro. Siamo naturalmente preoccupati perché ci sono altre preoccupazioni in questo momento, abbiamo le bollette, i rincari delle merci e quindi insomma nonostante la positività le preoccupazioni ancora non mancano. Noi speriamo di continuare così e di procedere con sempre più arrivi e sempre più turismo e clientela nel nostro territorio. C'è stato un cambiamento nei turisti, insomma, tra la pre e questa fase della pandemia? Ma noi a Pordenone lavoriamo soprattutto col business, quindi abbiamo avuto mesi dove le aziende lavoravano prevalentemente con lo smart working, adesso anche le aziende hanno ripreso a lavorare e come dicevo prima c'è sempre di più un'attenzione al territorio, ai paesaggi, quindi a un turismo tranquillo, un turismo all'aria aperta.
Eh sì, sicuramente gli alberghi insomma, stanno tirando una boccata d'ossigeno. Altro problema è quello della difficoltà di trovare lavoratori in questo settore, i camerieri, negli alberghi, insomma manca la manodopera. Venturini, questo potrebbe in qualche modo rovinare anche tutto quello che si sta facendo su questo fronte, perché poi le attività sono fatte dalle persone, dal personale, no? Sì, effettivamente questa ripresa dopo la pandemia la sentiamo anche dalla necessità di personale, anche sui nostri territori, soprattutto nel settore ristorazione, ci viene richiesto appunto del personale che difficilmente si trova. Onestamente in tutti i settori, devo dire, dell'economia c'è oggi questa necessità. E quindi tocca anche il settore dell'enoturismo. Ecco, io mi auguro che insomma, ci possa, visto che è un settore molto appetibile, molto interessante, devo dire che anche le nuove generazioni nel mondo del vino le vedo lavorare in sintonia e quindi con grandissime opportunità di crescita. C'è l'augurio appunto che ci possano trovare anche personale che possa dare supporto al settore. Come Città del Vino volevo indicare un'esperienza che stiamo facendo, stiamo sostenendo, abbiamo sottoscritto l'anno scorso un accordo di collaborazione col MIZ Malignani, l'Istituto Tecnico Superiore, che dall'anno scorso, 2021, ha iniziato un nuovo corso per specialisti nel settore agricolo, in particolare quello vitivinicolo legato all'industria 4.0, quindi sul tema dell'agricoltura di precisione. Ecco, noi abbiamo necessità di far crescere il settore e credo che sostenendo anche questo nuovo corso diamo la possibilità di inserire in aziende personale altamente qualificato di cui le nostre aziende hanno veramente bisogno. Eh sì, veramente un'iniziativa molto importante proprio per il settore. Tuppi, per quanto riguarda appunto il rapporto tra i giovani e il vino, come sta cambiando e in questo momento insomma come sta andando? Allora ti ringrazio per questa domanda perché i giovani, infatti volevo allacciarmi a quanto ha detto Tiziano adesso, i giovani sono la nostra grande risorsa ed è un argomento sul quale noi come Movimento Turismo del Vino abbiamo da sempre lavorato e continuiamo a lavorare con collaborazione di formazioni, per esempio con Civiform anche di recente per quanto riguarda i loro corsi specializzati. E questo è un momento particolare ed è un momento importante proprio per supportare i giovani in un momento difficile ma dove c'è questa volontà di recupero anche di ripartenza. Qual è il rapporto tra i giovani e il vino? Termino il contesto un pochino più professionale dicendo che nella nostra attività, in cui facciamo anche un'attività un pochino, se vogliamo così, di consulenza, di accompagnamento alle aziende, stiamo vedendo che le ultime generazioni e quelle che stanno entrando adesso in azienda, io parlo soprattutto di cantine ma non solo, hanno una marcia diversa, hanno una capacità anche di collaborare in maniera diversa e di fare coesione e quindi li dobbiamo accompagnare nel trarre profitto ma nel valorizzare tutta l'esperienza dei papà e dei nonni e quindi nel potenziare la loro professionalità come stiamo facendo. E in parallelo quello che il Movimento Turismo del Vino da sempre ha fatto è un'azione un pochino di educazione, no? Al bere bene, al bere consapevole, che negli ultimi anni sta diventando non soltanto coscienza, equilibrio e comprensione dei prodotti, ovviamente del vino, ma anche di tutti gli altri prodotti dell'enogastronomia legata a un territorio, ma sta diventando anche qualcosa legato alla sostenibilità. Sempre di più
verso la natura, ma non solo, anche una sostenibilità che deve essere economica e sociale, che è un argomento per noi molto importante. Allora quando si parla di giovani magari è facile dire ma insomma questa gioventù che magari ha un po' perso i valori oppure è un po' stanca e addormentata con tutti questi dispositivi, smartphone eccetera e quant'altro, in realtà vediamo invece la parte positiva, un grandissimo valore e una ricerca, un'attenzione sempre maggiore proprio per la qualità e per una professionalità importante e per un giusto approccio e un approccio bello e sano ai prodotti e proprio con un discorso legato alla sostenibilità. Abbiamo dei bei segnali, proprio raccogliamo dei bei dati su questo e continuiamo a coltivare questo aspetto con passione. Tematiche molto importanti che fanno anche bene alla nostra economia. Romanzin, per quanto riguarda la valorizzazione dei prodotti, sono tante le iniziative, le strade, le vie, insomma, che cercano di valorizzare al meglio tutto quello che abbiamo. Ecco, anche voi ne fate parte. Sì, dobbiamo innanzitutto ringraziare la Regione che con la sua agenzia di promozione che è Promoturismo ha creato una divisione proprio legata all'enogastronomia sul quale è riuscita a sviluppare dei temi e degli itinerari che hanno messo in rete i vari operatori del territorio che assieme valorizzano e fanno coesistere i singoli prodotti rendendoli quasi fossero una sinfonia, un concerto, che è il concerto del sapore, dell'amore del Friuli. L'emozione Friuli nasce da poche cose che però se tu le presenti assieme con gioia, con entusiasmo e con credendoci, perché prima di tutto i nostri operatori devono imparare a credere e ad amare quello che gli è stato passato in eredità. La storia, il territorio, la conoscenza, i prodotti e tutto quanto. E comunicarli con entusiasmo, perché l'ospite, il turista, cosa ricerca? È curioso, quindi vuole soddisfare la sua curiosità e ricerca un'emozione. Solo così poi si ricorda. L'ambiente ce lo siamo trovati e quindi già quello rende tutto più facile perché all'occhio l'abbiamo già soddisfatto, il profumo c'è, quindi l'olfatto c'è e l'altro senso che è molto importante è quello del gusto. Se nel gusto trova attraverso le nostre produzioni soddisfazioni al piacere che ha trovato negli altri due sensi, abbiamo fatto Streik. Siamo quasi in chiusura, le chiedo, abbiamo parlato del Friuli Venezia Giulia, ma il Montasio va anche al di là dei nostri confini nazionali sì, e non solo. Come sta andando da questo punto di vista? Sì, diciamo. C'è un certo interesse, però i prodotti hanno successo nell'esportazione nella misura in cui c'è un leader che fa da locomotiva. In questo momento, a livello di produttori di montasio, noi abbiamo purtroppo piccoli produttori di montasio. Allora, o questi si consorziano e creano una struttura commerciale molto più forte che possa aggredire certi mercati all'estero, o altrimenti dobbiamo attendere che maturino le condizioni e la coscienza tra gli operatori. Perché stando lei assieme che si servono? Cresce, rimanendo individualisti, si è destinati a finire. Non le sembrano maturi questi tempi? Non sono ancora maturi i tempi. Ed è un peccato perché insomma il marchio Montasio però, avrebbe potenzialità. Però c'è un certo interesse e ci sono degli importatori che lo richiedono e che stanno cercando di far crescere, in particolar modo in due mercati molto importanti, a parte al di là dell'Austria che a noi è vicina, quindi è un mercato abbastanza vicino. Ci sono sia una parte degli Stati Uniti, ma più che altro il Giappone, dove il Giappone è uno dei mercati più importanti e più qualificanti fatto da intenditori
dei prodotti della gastronomia italiana e del vino italiano. E anche questo insomma, è un segnale, anche un campanello insomma, da prendere in esame. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Tiziano Venturini, Renato Romanzin e Chiara Tupi per essere stati con noi questa sera, grazie a Martina Beraldo in regia, grazie a voi per averci seguiti. Finisce qui questa puntata di Economy FVG, l'appuntamento è come sempre per giovedì prossimo, buona serata.